Eccoci qua, rientrati in studio. Allora facciamo alcune... Sì, beh, adesso abbiamo anche i telespettatori che si sono già prenotati per intervenire, quindi se la regia li può chiamare siamo pronti per passare i loro interventi. Intanto volevo sentire il senatore Endrizzi. Allora, abbiamo sentito anche appena adesso il professor Ermanno Casen diceva la possibilità di eleggere e soprattutto trovare un nome nuovo. Guardi, mi sono già espresso prima, vorrei che ragionassimo sui principi proprio per la funzione che ha descritto il professore poco fa e non sulla figura. Purtroppo siamo in una situazione in cui lo scacchiere è nascosto, i cittadini sentono dal PD che il nome verrà fatto 24 ore prima e allora vuol dire che c'è già, e che entro fine mese si inizia a votare il 29, vuol dire che è la quarta, quinta votazione. E come si fa ad avere questa certezza? Io credo che forse servirebbe veramente un passo indietro dei partiti proprio su questo, e invece proprio su questo la militarizzazione da un punto di vista mediatico, da un punto di vista, come posso dire, anche della disciplina di partito è fortissima. E quindi è difficile anche dire qualche cosa che non venga strumentalizzato. Senatore, dovrebbe esserle caduto il microfono. Sì, eccolo lì. Intanto abbiamo una telefonata in linea, ma spero di sì. Adesso intanto ascoltiamolo a questo telespettatore. Buonasera, da dove chiama, il suo nome? Buonasera, sono Paolo, qua dalla provincia di Padova. Buonasera signor Paolo. Prego. Buonasera. Niente, leggo il vostro messaggio, chi dopo era Giorgio. Bene, io da cittadino italiano, e spero che tanti la pensano come me, che il popolo italiano è un popolo meraviglioso, parlo di noi cittadini, non vorremmo vedere le solite facce, i D'Alema, i Veltroni, i Prodi, quella gente lì che da 50 anni ci ritroviamo sempre su quelle poltrone, no? E che continuano a fare gli interessi dei partiti e i loro interessi. Io dico solo, no? C'è un personaggio che nessuno in questi giorni ne parla, a parte che a me sarebbe piaciuto anche il signor Bonino, però con questi problemi di salute spero, poverina, che gli auguro lunga vita, ecco, sarebbe stato un ottimo Presidente della Repubblica, però io a quanto ho capito in questi giorni, anzi da tempo, io avrei visto anche come, o vedrei come Presidente della Repubblica, un personaggio che si è dedicato tantissimo ai due Marò che sono in India. Parlo dell'ex ministro del governo Monti, Giulio Terzi, un personaggio che si è dedicato tantissimo a quei due Marò insieme al signor Denis Tura, e che lo vedrei benissimo garante di questo Stato. Una persona che non è politica, è un tecnico che ne vorrebbe veramente la pena portare alla Presidenza della Repubblica Italiana. Non ne vedrei altri in questo momento, perché tutti sono delle figure mascherate, delle figure che per noi italiani non vanno bene. Sono le solite figure di quella politica marcia che da anni ci portiamo appresso e che noi come italiani, parlo del popolo italiano, non meritiamo. Io ringrazio i suoi ospiti, ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare e spero di non ritrovarci queste persone come capo dello Stato, ma trovarmi una persona come Giulio Terzi, un grande personaggio che si è anche dimesso perché è andato, le istituzioni non si sono dati da fare per questi Marò. Benissimo. Devo darti 2 secondi. Grazie. Le istituzioni che ci sono andate, tipo l'onorevole Casini e gli altri, sono andati in India solo per uno scopo, secondo me, pubblicitario, uno scopo di, come si chiama, di campagna elettorale. Basta. Benissimo. Solo forza per Giulio Terzi e a tutti quanti. Grazie. Buonasera. Grazie signor Paolo. Buonasera, abbiamo già un altro, abbiamo il signor Italo. Buonasera Italo, grazie del suo intervento. Signor Trivellato, buonasera a lei e agli ospiti, buona serata a tutti. Beh, intanto, per prima cosa,
il signor Presidente della Repubblica vorrei poterlo eleggere io e contribuire per un 60 milionesimo, ma vorrei eleggermelo io il Presidente della Repubblica, cosa che non mi è data. A questo proposito, vede, hanno modificato la legge sul Senato, hanno modificato la legge sulle province, anche se io ne devo subire i provvedimenti, quello che fa il Senato e quello che fanno le province non mi interessa assolutamente più, perché io con loro non c'entro, mi hanno escluso, quindi ne accetto l'imposizione legislativa, ma non mi interessa quello che fa il Presidente della provincia, non mi interessa chi è, ma non per la persona in sé, non mi interessa chi sono i senatori. Allora, gli incarichi del Presidente della Repubblica sono talmente importanti, cito per esempio che il Presidente della Repubblica, oltre che essere capo dello Stato, ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, concede le grazie, commuta le pene, nomina i senatori a vita che sono stati fondamentali per mantenere in piedi i governi, nomina il Presidente del Consiglio, il quale fa le leggi e governa il Paese. Allora, la considerazione che voglio fare è che durante questi ultimi 9 anni io sono stato malissimo dal punto di vista esistenziale, sono un pensionato, dal punto di vista politico perché sono stato gabbato e quindi voglio dire, posso dire del signor Presidente della Repubblica che è andato a fare il senatore a vita che è stato il peggior novennato che mi sia potuto capitare, perché io come cittadino o come subito meglio sono stato malissimo. Fatto questo, io penso che una cosa è chi faranno, ma io dico Mattarella e chi vorrei io facessero, questa è un'altra cosa, perché il sogno è irrealizzabile, quindi posso anche evitare di dirlo perché tanto non si verificherà. Quello che io voglio dire è che vorrei farvi una battuta. Per ironia della sorte, il potere a Roma è talmente forte ed è talmente insensibile alle necessità dei cittadini o dei sudditi meglio, che io mi aspetterei, me lo consenta questo signor Trivellato, guardi, Amato Presidente della Repubblica, Monti Presidente del Consiglio, Prodi Ministro degli Esteri perché gli affari con la Cina li sa fare benissimo, la Fornero la metterei alla sanità, Letta al Ministro del Tesoro e Renzi al Ministro della Cultura. Io penso che se ci offrissero questa soluzione noi italiani saremmo veramente completamente finiti e rammendati, come si suol dire, perché cosa vuole aspettarsi? Siamo finiti come popolo, cioè, non c'è più niente da fare. Guardi, siamo è pessimista signorita? No, non sono pessimista, il problema, pensi all'Islam. Allora, si stanno facendo la guerra su due versanti, una guerra reale, che è quella del terrorismo in tutta Europa, e una guerra pacifica perché sono arrivati qui, mettono al mondo 4-5 figli, gli diamo la casa e tra 3 o 4 generazioni avranno la maggioranza numerica del paese. Lei pensa che ci siano elementi per cui io possa essere, io sono ottimista dentro di me, ma lei pensa che politicamente io possa essere ottimista, signor Trivellato? La domanda la giro a lei io. Certo, grazie del suo intervento. La ringrazio molto e vi ringrazio per le vostre trasmissioni e auguro buonasera a tutti. Buonasera a lei signorita. Abbiamo un altro telespettatore. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto? Buonasera signora, il suo nome, da dove chiama? Ah, mi scusi, guardi, abbasso un attimo l'apparecchio perché sento male. Bravissima, abbassi l'apparecchio di casa, se no non sente. Abbiamo un problema con il ritorno. Ecco, guardi. Eccola qua, buonasera, il suo nome e da dove chiama, signora? Sì, sono Maria Paola, chiamo dalla provincia di Ferrara. Buonasera signora Maria Paola. Sì, buonasera a tutti, io volevo farle una domanda. Prego. Dottore, è possibile per me poter richiamare un pochino più tardi, quando sono intervenuti i rappresentanti delle forze dell'ordine? Certo, certamente, come no. Abbiamo passato subito le telefonate perché pensavamo fossero inerenti al titolo della trasmissione in questo momento. Certo. Lei ha ragione, ma siccome il Presidente della Repubblica non lo possiamo eleggere noi per queste leggi infami che ci passano, a me sarebbe piaciuto poter intervenire dopo che ho ascoltato i rappresentanti delle forze. Benissimo, signora Maria Paola, allora lei intanto continui a seguirci, adesso noi parliamo ancora qualche minuto di Napolitano, abbiamo capito che sarebbe favorevole comunque a un'elezione diretta del Capo dello Stato, la richiamiamo più tardi allora, va bene? Grazie a lei intanto, grazie a lei, buona serata. Allora, Endrizzi, anche qui abbiamo sentito insomma, questa richiesta di elezione diretta
del Capo dello Stato. Ecco, a me piace che voi diate voce a questo che ormai è un bisogno irrefrenabile di esserci. Non è soltanto il Capo dello Stato. Io sono stato molto impressionato dallo spettatore che ha lamentato che ormai le province non sono più enti democratici. Il Senato rischia di diventarlo. Ecco, da questo punto di vista non sono così pessimista, perché battaglieremo. Oggi i senatori sono stati eletti a metà. Ecco, qualche forza politica ha tentato, come il Partito Democratico, di fare almeno un po' le primarie. Noi le abbiamo fatte con gli strumenti che abbiamo in maniera estesa, rigorosa, e vorremmo che questo metodo si diffondesse. Ci riteniamo purtroppo ancora eletti con una legge incostituzionale. Avremmo voluto che questo Presidente della Repubblica sciogliesse le Camere. Non l'ho detto io, l'ha detto un costituzionalista in audizione, Alessandro Pace, men che meno, anche ammettendo la possibilità per questo Parlamento di continuare, men che meno però avrebbe dovuto toccare legge elettorale e Costituzione. Ecco, questo ci dà il senso di uno smottamento, di un franamento della democrazia e della partecipazione dei cittadini. E queste telefonate dimostrano che non è vero che i cittadini non vogliono partecipare, come ho sentito analizzare in seguito all'astensionismo. L'astensionismo è il frutto dell'impossibilità di partecipare realmente. Noi dobbiamo dare invece strumenti nuovi e i cittadini ci sono. Mary Ballico. Ecco appunto, ma stavo per dire la stessa cosa, cioè sono anche contenta di sentire da parte dei cittadini che intervengono, sia quelli intervistati che al telefono, tutto questo interessamento per il Presidente della Repubblica. Io non mi ricordo che, a parte l'ultima volta, ci siano mai state in Italia tutte queste ipotesi, proiezioni, e questa voglia soprattutto di votarlo direttamente. Allora, è fin da quando è nata la Costituzione che il sistema è così. Si potrà cambiarlo? Benissimo, dobbiamo cambiare tante cose in Italia, ma è voglia veramente di partecipare e di farsi sentire. Però ecco, non credo che gli italiani siano appassionati delle elezioni a prescindere, nel senso che sono anche avrebbero anche voglia di avere un governo che funziona e che risolve i problemi. Io non riesco a immaginarmi uno scenario greco dove si va a elezioni ogni 6 mesi, perché poi comunque non si sa chi vince, non si sa chi ha perso, non si riesce a formare i governi. Ecco, quindi da questo punto di vista bisogna sicuramente contemplare la voglia di partecipare e di esserci, di incidere, con anche la possibilità poi di avere un governo. E per quanto riguarda appunto la partecipazione, non penso che il Partito Democratico abbia nulla da imparare da nessuno, visto che noi le primarie, proprio per poter scegliere i candidati, le abbiamo fatte da un bel po' e spesso sono stato uno strumento che in qualche modo ci è stato copiato. Il segnale di queste telefonate, diciamo, è in controtendenza alla partecipazione, però poi, per esempio, alle elezioni regionali, e io mi auguro che in Veneto non sia così, e sono sicura che non sarà così, perché effettivamente alle elezioni regionali non c'è l'alibi, la preferenza si può esprimere, puoi scegliere le persone, scegli il presidente, quindi colui che governerà. Quindi a questo punto io vorrei proprio che i cittadini, che giustamente si lamentano eccetera, si impegnassero però anche in queste occasioni, perché è lì che veramente si può incidere, più che secondo me sempre sulla rete eccetera, che è un bellissimo strumento di partecipazione, però effettivamente non ha la possibilità di incidere direttamente. Approfitto per aggiungere solo una piccola nota su Obama, che prima è stato così celebrato dal professore. Prego. Ecco, Obama è sicuramente è stato un evento, no? Un evento nella storia moderna, e però ricordo che sta facendo anche un'altra cosa che è di importata epocale. Sta facendo una legge per regolarizzare milioni e milioni di americani che sono arrivati dal Messico, dagli altri paesi, e la farà, a quanto pare, tra virgolette, d'imperio, nonostante il parere contrario delle 2 Camere, perché lui ha il Congresso e anche l'altra Camera, dove non ha la maggioranza. Questo è il coraggio di un grande presidente, non di essere semplicemente di fare, diciamo, demagogia, di sapersi assumere le responsabilità di decisioni a volte anche impopolari, che magari non vengono subito comprese, come è stata anche la riforma della sanità, o che vanno contro a determinate lobby. Quindi ecco, il personaggio non è solo pittoresco, sa anche incidere. Certo.
averne in Italia. Certo, senatore, una brevissima noticina. Vorrei scusarmi se ho sorriso mentre parlava la signora Ballico, ma lei dice che noi dovremmo avere più governabilità e fare una nuova legge elettorale per sfuggire a uno scenario greco. Bene, la legge elettorale proposta da Matteo Renzi, proporzionale con premio di maggioranza, esiste solo in Grecia. Comunque la riforma della legge elettorale non è ancora in fase. Noi lo faremo meglio. Per fortuna, dice. Senatore, sì, Giorgio, su Obama si può anche criticare naturalmente il fatto che abbia ricevuto il premio Nobel, no, per la pace, quando poi prima ancora di aver fatto nulla, no? Anche questo è uno dei casi, un indicatore, cioè gli è stata data una responsabilità, una fiducia, prima ancora che abbia fatto nulla, no? Quindi a priori. E forse magari una riflessione si potrebbe farla anche su cosa ha fatto per la pace nella realtà. Sicuramente oggi come oggi la figura del Presidente sarebbe anche una figura importante da poter essere eletta, ma mettiamoci anche dalla parte dei cittadini, quanto sono informati, quanto vengono informati, qual è la libertà che possono dimostrare attraverso quello che sono le informazioni che gli vengono forniti. Perché purtroppo anche nel nostro piccolo, io faccio parte di un consiglio d'istituto delle scuole elementari e medie dei miei figli. E insieme ad altri genitori viviamo in prima persona quello che è la democrazia, e anche in questo piccolo stadio della democrazia partecipata dobbiamo imparare a renderla operativa. Non è pensabile non coinvolgere le famiglie in alcune decisioni. Allora, se non riusciamo a farlo, e per esempio lasciatemi passare questo messaggio, nella scelta di quello che è l'orario scolastico al ribasso, cioè lo Stato italiano permette di poter scegliere l'orario scolastico per i propri figli passando da 30 a 27 a 24, ma al ribasso, quindi significa ridurre di 100-200 ore all'anno la possibilità di imparare per i bambini. Allora, è questa la direzione che noi vogliamo, è questa la democrazia? O possiamo imparare per esempio dalla Francia, dove prima di iniziare la TAV 7 anni prima coinvolgono le persone per poter capire se effettivamente è la strada da seguire. Non è che stiamo inventando l'acqua calda, cioè ci sono degli strumenti, possono essere internet, ma non basta, può essere la partecipazione diretta, però capiamoci, forse l'Italia deve imparare a essere più democratica anche con l'informazione. Noi vediamo purtroppo che forse ci sono poche reti, quelle piccole private, no? Che possono lanciare dei messaggi. A livello nazionale purtroppo c'è una distrazione, e l'esempio emblematico... Tu sai che comunque stanno cercando anche di metterci i bastoni, infatti, ma l'esempio emblematico, cioè l'indicatore di quali sono gli obiettivi... combatte tutti i giorni. Poi sbaglio. No, a me dispiace, però vogliamo dire qual è l'esempio che noi diamo ai nostri figli, qual è l'esempio che i media italiani propongono per dare uno slancio anche o un obiettivo ai giovani d'oggi. Quando è andata sullo spazio la nostra Samantha Cristoforetti, io mi aspettavo che almeno una rete nazionale in diretta riprendesse l'evento, tanto per dire, questo è uno dei cervelli più importanti, prendetelo da esempio dell'Italia, no? Tutti, forse gli altri stati avrebbero dedicato almeno questo spazio, no? Per poter dire 5 lauree, ce l'ha fatta su 6.000 persone, è un capitano, cioè quantomeno, invece niente. Si parlava di veline, si parlava di chi si fa chi, cioè questo non so se è stato fatto apposta, e forse è stato fatto apposta perché i media hanno anche ben presente cos'è che si aspettano i cittadini. Allora dobbiamo cercare di sgrollarci addosso questa sensazione di benessere, no? E non fare la fine della rana bollita, cioè se noi sappiamo la storia che una rana se vede l'acqua bollente non salta subito fuori, se invece sente il tepore, l'acqua fredda e scaldi l'acqua, si abitua, e poi quando si accorge che la stanno cucinando ormai è troppo tardi. Allora vorrei proprio che gli italiani avessero questo spirito di rivendicare gli spazi e facessero proprio di quella democrazia che ci si riempie la bocca una partecipazione attivissima. Ecco, questo sì. Certo. Fabrizio Bottaro. Come rispondiamo ai telespettatori? Rispondiamo che io mi emoziono quando sento parlare la mia stessa lingua, perché io vivo in mezzo alla gente tutto il giorno. Non sono un politico, non ho mai fatto politica e di questo me ne vanto,
E a questo punto io sono sobbalzato sulla sedia e non voglio fare polemica con la signora Ballico, ma ho sentito parlare di identità di paese. Signora Ballico, il nostro paese non ce l'ha più l'identità, non siamo più italiani, non abbiamo più la nostra sovranità, ci hanno portato via tutto. Quei pochi di italiani che ci sono ancora se ne andranno via, perché purtroppo avete tolto la speranza, avete tolto i sogni, ci avete lasciato in braghe di tela, come si suol dire. E allora io dico solamente una cosa, je ne suis pas Charlie, perché esiste ancora una religione e questa religione non deve essere offesa. Siamo contro qualsiasi forma di violenza, però siamo anche contro la blasfemia totale e non possiamo certamente sopportare che 4 terroristi, e su questo qua io vorrei dirti solamente una cosa. Vedi, in Italia non possono succedere il terrorismo e su questo fatto ci specula il governo e ci specula Alfano, perché fare terrorismo in Italia significa chiudere la porta dove tutti entrano. Ecco, questo qua è molto pericoloso, perché la porta la chiuderà chi vorrà e nel momento in cui saranno tutti dentro quelli che dovranno entrare. Non sarà certamente il governo italiano che, ripeto, non conta niente. Purtroppo questa qua è la mia personalissima idea. Però tu vedi che gli attentati probabilmente saranno un pochettino dappertutto. In Italia faranno tanto schiamazzo perché diranno attenzione, 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 ma poi alla fine vedrai che non succederà niente, perché non conviene agli attentatori farsi chiudere la porta, perché quella è l'unica porta certificata, autenticata, dove tutti possono entrare, dove se vai a chiedere se possiamo riconoscervi, no, vi prendete le coltellate, ok? Non possiamo andarli vicino perché non abbiamo, e dopo lo direte voi, non abbiamo le tute, non abbiamo gli strumenti, non ci danno la possibilità di farlo. Identità di paese, signora Ballico, veramente. Allora, ci hanno riportati alla caduta dell'impero romano, e mi rifaccio un pochettino a quello che ama dire anche il professor Case. Qui siamo ritornati al Medioevo, l'invasione barbarica, tra poco le spinte secessioniste delle varie regioni, per cui ci ritroveremo no un paese, ci ritroveremo una serie di entità che in qualche maniera faranno in modo di fare stare insieme, ma gli italiani, quelli che resteranno, e saranno pochi, perché tanta gente mi sa che scapperà via, perché se va avanti in questa maniera qua. E poi voglio anche dirle una cosa. Presidente della Repubblica PD, governo PD, come si chiama? Presidente del Senato PD, Presidente della Camera sinistra, Presidente della Corte Costituzionale PD. Questo, sa come si chiama? Questo si chiama dittatura. E se il prossimo Presidente della Repubblica sarà... Sì, adesso chiudo, ho capito, ma siccome siamo in una televisione in cui le cose si possono dire, io le dico, perché proprio perché sono uno di quei cittadini liberi, hai capito? Per questo che io le dico. Grazie. Benissimo, grazie a te. Allora, Mary, una risposta a Fabrizio Bottaro, poi andiamo in pubblicità e poi, visto che abbiamo introdotto il tema della sicurezza delle forze di polizia, dopo parleremo anche di... Io sarò brevissima perché non ho così tante angosce da sfogare come giustamente invece sta facendo il signor Bottaro. L'unica cosa che mi angoscia un po', che mi preoccupa, è l'impatto sulle nipotine di questi discorsi, perché io ho 3 figlie che sto cercando di far crescere intanto nella fiducia verso il futuro, nell'apertura verso il mondo e nell'orgoglio di essere venete, italiane, cittadine europee e cittadine del mondo. Io ho un fratello che vive a Vancouver, che prima ha vissuto in Cina, che ha una visione sul mondo che è molto diversa, cioè, vede l'Italia vista da fuori, la ama quanto l'amiamo noi e mi chiedo, e dopo magari ne discuteremo privatamente il signor Bottaro, quali sono questi crismi così severi e così precisi e puntuali per avere un'identità italiana che conosce solo lui, visto che invece a me è stato imputata tutta un'altra serie di disastri che non sapevo di aver commesso e soprattutto il fatto, ho
capito, ma di non poter rivendicare il fatto di sentirsi comunque italiani, anche se magari non ho tutti questi stati criteri. Io mi sento italiano al 100%, ecco, proprio allora per penso che questa patente di essere italiani positivi, propositivi, spetti anche agli altri, cioè non soltanto a chi trova tutto negativo. Guardi, io sono un ex emigrante, per cui le cose le conosco anche molto mio bene. padre. Ecco, allora io quando sono stato all'estero, per non essere riconosciuto come straniero, mi sono fatto presente di assuefarmi agli usi, ai costumi, alle leggi, ok? Per cui io non venivo considerato straniero, proprio perché mi sono assoggettato alle leggi. Un'altra cosa, io ho 2 nipotini, ok? E per scelta sono in una scuola pubblica dove uno dei 2, ok, è l'unico bambino nato da genitori italiani, gli altri sono italiani, per carità. Io tutte le mattine li accompagno a scuola e sono in mezzo a della gente che, bene o male, è diversa da me. Per me sono tutti uguali, voglio dire, perché non ho quel tipo di problematica là, ok? Però, tanto per dirle, se io ho dei problemi o delle ansie, come dice lei, io credo che porto avanti le ansie di tantissime altre persone, non sono il solo. Dobbiamo fermarci un attimo, andiamo in pubblicità. Prego, professore. Come al solito cogliamo l'occasione, no? L'attimo fuggente. È stato detto veneti, italiani, cittadini europei. Buon titolo per la prossima trasmissione. Rivendico il copyright. Prendiamone nota e come sempre noi... La inviteremo per continuare il concetto. Come no, certamente, certamente. Allora andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo subito, TV7 Match, e poi parleremo di questo paese che sembra sia l'unico al mondo con 5 forze dell'ordine a carattere nazionale. A tra poco.